Per salvare queste due banche ci vuole 1 miliardo di euro. Mi sembra logico che buon senso e buon gusto ci porti a definire che conviene investire questo 1 miliardo di euro, magari strafregandocene dell'Europa, ma salvando i risparmi e soprattutto non sprecando 10 miliardi di euro per una liquidazione. Non ha dubbi il presidente del Veneto Luca Zaia, quel 1 miliardo e 200 milioni che Unicredit e Intesa San Paolo sono invitati caldamente a mettere per salvare le popolari sono come l'ossigeno per un moribondo. Sospiro di sollievo per lo scampato pericolo bail-in, ma quale pericolo dicono le associazioni? Un bail-in vuol dire azzerare gli obbligazionisti. Sono garantiti dallo Stato, quindi in questo caso era impossibile azzerarli. Azzerare i conti correnti sopra i 100.000 euro. Questa banca non ha più conti correnti, non ne ha di nuovi, stanno scappando i vecchi, figurarsi. E azzerare gli azionisti. Siamo già azzerati. Quindi questo bail-in che Padova ha scongiurato in realtà nella sostanza non esiste. Tra rabbia e rassegnazione le associazioni puntano il dito anche contro il mondo politico. La politica doveva muoversi prima, non ha capito l'entità diciamo, del dramma, speriamo non sia troppo tardi. Noi come risparmiatori quello che dovevamo dare l'abbiamo già dato. Lo stato d'animo è ancora quello di coloro che sono sospesi tra la speranza salvezza e la sua inutilità. Arriva il miliardo, dobbiamo vedere le condizioni di chi mette questo miliardo. Sicuramente è uno scenario positivo che noi ci auguriamo si avveri. Questi soldi arriveranno. Non serviranno perché non recupereranno la fiducia con i vecchi azionisti e quindi con il territorio, quindi la raccolta di soldi di clienti questa banca continuerà a non farli e fra qualche mese ci vedremo ancora qua con un'altra emergenza soldi che lo Stato dovrà tirare fuori.